Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Dopo quasi 5 giorni di agonia è morto a Palermo il bimbo di 4 anni coinvolto in un incidente a bordo di una minimoto. Ancora poco chiara la dinamica. La procura di Siracusa ha sequestrato l'impianto della Sonatrach di Augusta, dove ieri sera si è verificato un incendio nel quale sono rimasti gravemente ustionati 2 operai di 39 e 61 anni. Nel Trapanese un operaio è morto schiacciato da una porta blindata. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina annuncia che i lavori del ponte cominceranno già in estate, sbloccato l'iter dal Consiglio dei Ministri. Bottigliette rotte, chiodi e spazzatura di ogni genere. Ecco come si presentano le spiagge libere della playa di Catania alla vigilia delle feste di Pasqua. Il comune di Realmonte nell'Agrigentino a corto di risorse per garantire la sicurezza chiude ancora una volta gli accessi alla Scala dei Turchi. Catania scommette sulla cultura, la città si candida a capitale italiana del 2028, entro settembre sarà inviato il dossier al Ministero. Calcio, il Catania tra poco in campo a Cava dei Tirreni, la partita sarà trasmessa in chiaro su Telecolor, si spengono le speranze del Messina, la procura a vendere della società si rivela non valida per la mancanza di una firma digitale. In Serie B il Palermo sconfitto a Bari per 2-1 nella sfida contro una diretta concorrente per la corsa play-off. Ancora buongiorno, è morto in ospedale dopo quasi 5 giorni di agonia il piccolo Thomas, il bambino di soli 4 anni schiantatosi lunedì scorso contro un muro a bordo di una minimoto a Palermo. Il servizio di Manlio Viola. Si schianta contro un muro con una minimoto e muore a 4 anni dopo quasi 5 giorni di agonia. È stata dichiarata ieri sera la morte cerebrale del piccolo Thomas Viviano, il bambino di 4 anni appunto, rimasto vittima dell'incidente avvenuto lunedì scorso nel quartiere periferico di Bocca di Falco a Palermo. L'incidente era occorso in via Giovanni Bruno, a poca distanza dall'abitazione del piccolo. Il bambino si trovava su una minimoto, un mezzo che secondo gli accertamenti della polizia municipale era provvisto anche di rotelle, quando è finito violentemente contro un muretto. A soccorrerlo era stato il padre che lo aveva trasportato all'ospedale in Grassia, ma dopo averlo intubato i sanitari lo avevano trasferito all'ospedale pediatrico di Cristina, dove il piccolo è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico a causa delle gravissime lesioni interne e per ridurre la pressione delle fratture facciali riportate. Ieri pomeriggio le condizioni del bambino si sono ulteriormente aggravate, in serata è sopraggiunto il decesso. Sulla dinamica dell'incidente resta ancora molto da capire. Gli agenti dell'infortunistica della Polizia Municipale di Palermo stanno proseguendo le indagini tecniche e le verifiche sulle testimonianze rese. Secondo alcune ipotesi investigative, il piccolo Thomas potrebbe non essere stato da solo sulla minimoto al momento dell'impatto, ma a questa tesi al momento non c'è alcun riscontro oggettivo. Ancora una tragedia sul lavoro, questa volta a Misiliscemi nel Trapanese. Un operaio è morto schiacciato da una porta blindata. A perdere la vita è Pietro Zito, un operaio di 35 anni, originario di Montelepre ma da tempo residente a Cinisi. Il servizio di Marco Gullà. Un'altra, l'ennesima tragedia sul lavoro. Pietro Zito, un operaio di 35 anni, originario di Montelepre ma residente a Cinisi, in provincia di Palermo, è morto all'ospedale Villa Sofia del capoluogo a seguito delle gravissime ferite riportate in un tragico incidente avvenuto a Misiliscemi, nel Trapanese. L'uomo dipendente di una ditta di infissi di Carini è stato schiacciato dalla stessa porta blindata che stava trasportando per una consegna. Zito si trovava nel comune trapanese per consegnare appunto una pesante porta blindata per conto dell'azienda di Carini per cui lavorava. Durante le operazioni di trasporto o scarico della porta qualcosa è andato storto. La pesante struttura ha travolto l'operaio schiacciandolo. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Data la gravità del quadro clinico, i medici hanno disposto il trasferimento del paziente prima all'ospedale civico di Palermo e successivamente al trauma center dell'ospedale Villa Sofia, sempre nel capoluogo siciliano, struttura specializzata nella gestione dei traumi più complessi. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici e le cure intensive, Pietro Zito non ce l'ha fatta ed è deceduto oggi.
La polizia ha arrestato ad Acireale, in provincia di Catania, un uomo di 43 anni che avrebbe perseguitato e molestato una donna sposata e con i figli. Nonostante lei l'avesse denunciato, lui ha continuato a tormentarla con messaggi offensivi e a seguirla con appostamenti sempre più frequenti, fino ad affiggere messaggi con foto allusive e scritte farneticanti nei pressi della sua abitazione. A chiedere l'aiuto della polizia è stata proprio la vittima, dopo che il 43enne, nonostante tutti i rifiuti espressi dalla vittima, si sarebbe presentato davanti all'abitazione della donna e avrebbe citofonato per chiederle di incontrarla. Ad Augusta adesso 2 operai gravemente feriti con ustione in gran parte del corpo. Questo è il bilancio dell'ultimo incidente sul lavoro avvenuto al polo petrolchimico, esattamente nella raffineria della Sonatrach. L'impianto è stato sequestrato dalla procura. Il servizio di Francesco Aloi. Le sirene che lanciano l'allarme, l'incendio alla Sonatrach di Augusta, tutto in queste immagini amatoriali. 2 gli operai rianimazione al Canizzaro di Catania, con ustioni di secondo e terzo grado nel 30% del corpo. Sono gravi, ma al momento non in pericolo di vita. Ancora un incidente sul lavoro e il tema della sicurezza che torna alla ribalta. Noi richiamiamo l'attenzione verso la sicurezza dei nostri lavoratori, sia del diretto sia dell'indotto. Il momento difficile che vive l'area siracusana non può permetterci di fare dei passi indietro su un tema così importante. Sono le 20 di venerdì, quando secondo una prima ricostruzione i 2 stanno avviando un fornetto di rigenerazione nella sezione F751 dell'impianto Butamer. Poi lo scoppio e la fiammata che li prende in pieno. Partito l'allarme, l'evacuazione dell'area e la paura che si diffonde in tutto l'Interland. Ma come rassicura l'azienda, è tutto sotto controllo, nessun pericolo per l'ambiente. La procura di Siracusa intanto ha sequestrato l'impianto per capire meglio cosa sia accaduto. Sono in corso dalle 6:30 di questa mattina a Randazzo, in provincia di Catania, le operazioni per rimuovere e disinnescare 2 bombe d'aereo risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Gli specialisti del genio guastatori dell'esercito hanno completato ieri la costruzione di una camera di espansione progettata per ridurre l'effetto dirompente in caso di una detonazione accidentale della bomba. Le autorità locali e le forze dell'ordine hanno adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione, comprese le eventuali limitazioni alla circolazione nelle zone interessate. Sono state più di 1000 le persone evacuate. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina annuncia che i lavori dei cantieri del ponte sullo Stretto cominceranno già in estate. È stato sbloccato l'iter dal Consiglio dei Ministri. Il servizio di Francesco Triolo. L'avvio dei lavori per il ponte sullo Stretto avverrà in estate e l'amministratore delegato di Stretto di Messina Pietro Ciucci, intervistato dal Nuovo Settimanale Economico Moneta, a tracciare lo stato di avanzamento dell'opera. Ciucci ha ricordato lo stato dell'iter che lo scorso mercoledì ha registrato l'approvazione del report IROPI dal Consiglio dei Ministri, mentre sono in corso di predisposizione le comunicazioni al Ministero dell'Ambiente e alla Commissione europea per gli aspetti relativi alla valutazione di incidenza ambientale, procedure che verranno concluse dopo Pasqua. Il via libera del CIPES, che avrà luogo a valle dell'intero iter autorizzativo, è previsto a giugno e consentirà di poter avviare la progettazione esecutiva del programma delle opere anticipate come accantieramento, bonifica da ordigni bellici, indagini archeologiche e in maniera graduale le procedure espropriative. L'amministratore delegato ha ricordato che il ponte è stato oggetto di critiche e fake news, come quella che l'opera sia già costata miliardi di euro, mentre invece, come si evince dai bilanci di Stretto di Messina, sono stati spesi circa 300 milioni da quando è stata costituita la società negli anni '80. Il ponte prevede un investimento complessivo di 13,5 miliardi di euro a fronte di un impatto sul PIL nazionale di 23 miliardi di euro e ha già ottenuto il benestare di governo e Unione Europea. Ciucci ha inoltre ricordato che la realizzazione del ponte verrà accompagnata da un grande piano di investimenti, 70 miliardi di euro, su strade e linee ferroviarie di Sicilia e Calabria.
Adesso vi mostriamo un mare di degrado, è proprio il caso di dirlo, a un mese dall'inizio della stagione balneare. La playa di Catania mostra il suo lato peggiore tra montagne di rifiuti, vetri in frantumi e chiodi arrugginiti. Il piazzale della spiaggia libera numero 2 trasformato in una maxi discarica. È andato per noi a vedere Tonino De Mana. Turisti indignati che guardano il mare e vanno via, facendo attenzione ai tanti vetri disseminati a ridosso della spiaggia libera numero 1. L'immagine simbolo è questa e forse basterebbe per documentare l'indecoroso stato in cui versa la playa, un tempo fiore all'occhiello di Catania. La stagione balneare alle porte, al di là dei proclami, si avvicina tra incertezze, inciviltà e scene di ordinario degrado. Fermarsi in spiaggia a prendere il sole non è proprio una buona idea, visto che si fa fatica anche a trovare pochi metri per appoggiare il telo da mare. Anche le punte per fare l'insulina, vedere la glicemia, fa schifo. Letteralmente schifo, passate le scarpe prima con il piede per vedere se c'era qualcos'altro. C'è stato di peggio. Praticamente è la stessa identica situazione ogni anno. Sporcizia, degrado, incuria, ma soprattutto la presenza di resti di pedane e di strutture che dovevano essere rimosse. Si parla tanto di rilancio della playa. Qui l'unica cosa che lanciano è la spazzatura. Poi rilancio vero e proprio io non ne vedo. C'è chi alla playa raccoglie fiori, ma il pericolo è sempre in agguato. Diciamo che questo qua è un chiaro segno di inciviltà, è pericoloso anche per qualche bambino che magari vuole raccogliere qualche fiorellino e poi magari con i piedi scalzi si può anche tagliare. Chi arriva, avendola già frequentata, si sbilancia. Se non mi prende qualche malattia, sì. E non va meglio nel piazzale antistante la spiaggia libera numero 2. Tra qualche mese sarà pieno di auto in sosta. Oggi è una discarica abusiva ed un luogo insicuro, anche per coppie in cerca di intimità. E dal mare della playa al mare della Scala dei Turchi, la scogliera di Marna Bianca torna nuovamente off limits perché il promontorio che domina la costa agrigentina chiude ancora una volta i battenti al pubblico per una questione di risorse. Non si può garantire la sicurezza. Si spiega tutto Davide Sardo. Nuova chiusura per la Scala dei Turchi. Il commissario straordinario del comune di Realmonte, Carmelo Burgio, ha disposto l'interdizione totale all'accesso e al transito pedonale sul celebre promontorio di Marna Bianca, uno dei luoghi più iconici della Sicilia. La decisione arriva dopo la sfiducia al sindaco Sabrina Lattuca e nasce dall'esigenza di tutelare l'integrità del sito, soggetto da anni a degrado e pericoli legati alla fragilità della scogliera. L'ordinanza consente l'ingresso solo fino ai limiti di una recinzione che sarà realizzata sul versante est. Nessuna possibilità dunque di raggiungere la Marna, niente più passeggiate sulla scogliera bianca, a parlare è la sicurezza, quella del sito e quella dei visitatori. Il Comune, a corto di risorse, ha richiesto l'ausilio del libero consorzio per garantire controlli e regolamentare gli accessi con l'impiego della Polizia Provinciale o della Protezione Civile. Dopo una lunga chiusura durata 10 anni, lo scorso anno la Scala dei Turchi era tornata fruibile grazie a un sistema di ingressi contingentati e a pagamento, ma oggi il sito naturalistico torna nuovamente off limits. Adesso parliamo dell'Etna, si è conclusa la 7ª breve eruzione dopo l'eruzione più lunga che si è verificata tra febbraio e marzo. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia comunica ufficialmente che l'attività stromboliana è cessata e il flusso lavico si è esaurito ed è in raffreddamento. I segnali registrati dalle reti di monitoraggio delle deformazioni non mostrano più variazioni significative. E restiamo a Catania perché la città si candida ufficialmente a diventare capitale della cultura del 2028. La giunta comunale, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato l'atto di indirizzo che avvia il percorso verso questo ambizioso traguardo. Ci racconta tutto Desiree Ferlito. Catania è pronta a scommettere su se stessa e sulla sua storia millenaria, candidandosi ufficialmente a capitale italiana della cultura 2028. Un cammino complesso ma stimolante che vedrà la città etnea confrontarsi con altre realtà italiane per ottenere un riconoscimento capace di generare valore culturale, economico e turistico. Riuscire ad avere questa designazione come capitale della cultura significa avere un'economia
un'economia di ritorno importantissima. E allora anche su tutte le cose che non vanno, pensiamo al degrado, pensiamo ai rifiuti, se tutti convergiamo comprendendo che ne può derivare un utile a tutta la comunità catanese, allora magari diamo una spinta in più a fare quello che tutti desideriamo venga fatto perché la città sia migliore. Il primo step sarà la presentazione della manifestazione di interesse, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della Cultura. Successivamente dovrà essere elaborato e inviato il dossier ufficiale di candidatura. Vogliamo proprio dare l'idea di una città che si trasforma, che si rigenera, che riesce ad avere una forza straordinaria con energie positive. Ci sono anche quelle negative che non ci piacciono, ma ci sono quelle che ci consentono di avere un distretto dell'high tech che è sempre più evoluto e sempre più attrattivo. Una città ricca di tesori, nel corso dei secoli influenzata da diverse culture, ancora oggi conserva numerose testimonianze del suo passato glorioso. La sfida è lanciata. Le carte le possiamo sintetizzare nel giudizio di entusiasmo, talvolta potrei dire anche di estasi, di moltissimi che vengono da noi e scoprono una città che ignoravano esistesse, non solo per la bellezza naturale, ma anche per la bellezza dei nostri siti. Vedremo come finirà. Intanto è stato proiettato al Museo Diocesano di Catania il docufilm Fratello Poliziotto, realizzato dal fotografo Fabrizio Villa in onore del fratello, che raccoglie appunto alcuni scatti per ricordare appunto il fratello Davide e nel contempo per rendere omaggio alla polizia. Il servizio di Simona Mazzone. Un viaggio tra immagini e memoria per onorare il sacrificio e la dedizione di chi ogni giorno sceglie di servire la comunità, come Davide, il fratello poliziotto che non c'è più, il fratello poliziotto a cui Fabrizio Villa ha scelto di dedicare un docufilm fotografico che è stato proiettato al Museo Diocesano di Catania per omaggiare anche tutti i suoi colleghi con le loro storie di lavoro quotidiano tra i rischi del mestiere e l'umanità che serbano nel cuore. Ho messo insieme immagini, fotografie, testimonianze, quella del procuratore Ardita e di Fra Massimo insieme a quella del questore di Catania. Insieme è venuto fuori un docufilm fotografico. Davide Villa è scomparso 4 anni fa dopo una dose di vaccino anti-Covid e negli scatti del fratello Fabrizio la sua memoria resterà sempre viva grazie all'arte della fotografia che cattura un momento e lo rende eterno. Quest'arte, quando ha ad oggetto un'attività così importante come quella della polizia, ha una valenza duplice perché ha una responsabilità, quella di comunicare e trasmettere un ideale forte e una passione forte che è quella di chi si batte per le istituzioni e al tempo stesso di farlo nel modo che sia più comprensibile possibile per tutti quelli che guardano. Il ministro siciliano Musmeci, con le sue parole, ha voluto rendere omaggio a tutte le forze dell'ordine. Serve un processo di rieducazione civica per comprendere tutti che senza le forze dell'ordine, quindi non solo polizia, ma carabinieri, guardia di finanza e tutte le forze armate, noi non riusciremo a garantire uno Stato di diritto e soprattutto una civile convivenza. A Porto Empedocle la Guardia Costiera ha celebrato la giornata del mare insieme a oltre 250 alunni delle scuole primarie della provincia. Una mattinata tra simulazioni, racconti di mare e tanta educazione ambientale. Il servizio. Una invasione pacifica e colorata ha animato la Capitaneria di Porto Empedocle. Oltre 250 alunni delle scuole primarie della provincia di Agrigento hanno celebrato la giornata del mare con entusiasmo e curiosità. Obiettivo dell'iniziativa: trasmettere a nuove generazioni l'amore per il mare e la consapevolezza del suo valore culturale, ambientale ed economico. Dal cortile della Capitaneria alla sala operativa, i piccoli ospiti hanno vissuto una mattinata tra racconti di marinai, modellini dell'Amerigo Vespucci, simulazioni radio e salvataggi nel mare con i cani bagnino. Abbiamo deciso di dedicare questa giornata, la giornata appunto nazionale del mare, ai bambini degli istituti primari del territorio, proprio per garantire quella che è la sensibilizzazione delle giovani generazioni alla tutela dell'ambiente e del mare. Un evento coinvolgente promosso dalla Guardia Costiera insieme alla Lega Navale, WWF e altre realtà del territorio per educare i cittadini di domani alla cultura del mare.
E con queste belle immagini dei bambini noi ci fermiamo per una piccola pausa e ritorneremo subito dopo con un'ampia pagina di sport. Partiremo proprio dal Catania, tra poco in campo a Cava dei Tirreni. Bentrovati ancora nella seconda parte del nostro telegiornale. Partiamo parlando del Catania, quindi apriamo la pagina dello sport. Rossazzurri pronti alla sfida contro la Cavese. Il Catania sarà senza tifosi al seguito, alla ricerca di una migliore posizione nel quadro playoff. Squalificato Di Tacchio, al suo posto Quaini. Marco Carli. Partita sentita, partita importante. Il Catania fra poco in campo a Cava dei Tirreni per una sfida che ha radici profonde nelle partite che hanno alimentato la rivalità fra anni 70 e 80, ma per l'ennesima volta senza sostenitore al seguito, vietata la trasferta ai residenti nella provincia di Catania, i rossazzurri non guardano certo al passato ma al presente, alla classifica e alla volata per conquistare la miglior posizione della griglia dei playoff e magari riuscire a piazzarsi quinti nonostante la partita in meno da giocare. Per riuscirci De Rossi e compagni dovranno far bene nelle due trasferte consecutive che chiuderanno il loro campionato, all'ultima con il Potenza e oggi appunto con la Cavese dell'ex Chiricò, che vorrà senza dubbio dimostrare qualcosa. Toscano ha portato in Campania 21 giocatori, difesa confermata rispetto alle ultime occasioni, a centrocampo Quaini sostituirà lo squalificato Di Tacchio e farà coppia con De Rossi. In attacco c'è un inglese in più nel motore, pronto a dare il suo contributo e a gestirsi con intelligenza del minutaggio che avrà nella partita del Lamberti. Jimenez e Lunetta daranno qualità, inserimenti senza palla, con stoppe dal monte, alternative di lusso. Fischio d'inizio alle ore 15, dalle 14 comincia la diretta di Telecolor in esclusiva e in chiaro lungo pre-gara, la presentazione del match e poi la telecronaca al termine della partita, le interviste in anteprima. Tutt'altro umore invece in casa Messina, la procura a Vendere, arrivata nelle ultime ore, si rivela non valida per la mancanza di una firma digitale. Parole dure del sindaco Basile che aveva cercato di mediare un accordo. Il servizio di Francesco Triolo. La luce in fondo al tunnel del futuro del Messina Calcio probabilmente si è spenta ieri sera. Credo davvero che ormai il tempo sia scaduto. Queste le parole amare del sindaco di Messina Federico Basile in un comunicato diramato nella serata di ieri che ha messo il punto sulla crisi del club. Dopo la protesta della tifoseria e l'attesa per l'arrivo della procura a Vendere da parte della proprietà di AD Invest, l'atto è arrivato ieri subito dopo pranzo via WhatsApp e in PDF proprio al sindaco Basile, che ha evidenziato nella nota serale come con disappunto e rammarico, dopo la verifica effettuata, l'atto redatto in francese, non essendo firmato digitalmente e non essendo prodotto in originale, non può essere utilizzato per la cessione delle quote. Questo ulteriore comportamento, scrive il sindaco, evidenzia in maniera ancora più chiara la totale mancanza di rispetto e serietà che ha contraddistinto questa vicenda. Ho assunto la responsabilità di facilitare il dialogo in una trattativa esclusivamente privata, ha precisato il sindaco. Tuttavia, ha proseguito, l'atteggiamento di AD ha superato ogni limite e sfiora l'assurdo. A soli 5 giorni da una scadenza cruciale per il futuro ci troviamo di fronte ad una procura priva di valore giuridico. Quanto accaduto è inaccettabile. Fin qui il sindaco, ma c'è stata anche la lettera aperta di una delle due cordate interessate, quella americana, che ha sottolineato le difficoltà riscontrate con l'attuale proprietà, che hanno comportato un rallentamento della due diligence che, pur essendo stata condotta solo parzialmente, ha evidenziato una situazione debitoria e legale non in linea con gli standard del gruppo. Insomma, discorso interrotto, cessione sempre più in salita, futuro sempre più nebuloso. Adesso in Serie B, nell'anticipo di campionato, il Palermo perde allo stadio San Nicola contro il Bari e recrimina per un gol annullato a Poyampalo. 2-1 per i pugliesi, il risultato finale. Rosanero mancano l'aggancio al sesto posto. Il servizio è di Marco Gullà. Il Palermo perde al San Nicola 2-1 ed è l'istantanea della stagione rosanero, quando la formazione di Dionisi deve compiere il salto di qualità, fallisce sempre. Anche ieri sera contro un Bari non irresistibile è andata così. Il Palermo doveva e poteva vincere per agganciare il sesto posto, ma invece alla fine ha perso una partita che in parte aveva controllato. 3 punti ai pugliesi, che tornano in zona playoff, e amaro in bocca per i siciliani tornati sulla terra dopo 2 vittorie consecutive.
Pronti via e il Bari passa con Maggiore che strozza il tiro ma batte Audero e subito gara in salita per il rosanero. Il Palermo però non si abbatte, crea gioco e allora al 18° trova il pareggio con il solito Poyampalo che da attaccante vero, qual è, con un secco diagonale riporta il match in parità. 9 gol in 9 partite, che media per il finlandese. La squadra allenata da Dionisi non è brillante come nelle ultime uscite, meno rapida, fa meno possesso palla e soprattutto il centrocampo sembra non ingranare, ma prima dell'intervallo riesce comunque a segnare ancora con Poyampalo, gol però annullato per un inesistente fallo di Magnani. Il VAR inspiegabilmente non sovverte la decisione dell'arbitro, si resta sull'1-1. Ripresa, i ritmi calano, il Palermo esce di scena e non riesce a graffiare, il Bari alza la cresta e va vicinissimo al gol con Lasagna, ma è bravo Audero. Nel finale arriva la stoccata sotto porta di Simic, Bania perde la marcatura e arriva il 2-1 di testa definitivo. Il Palermo perde e torna a casa con tanti rimpianti. E questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon fine settimana a tutti.